Inizia bene la stagione concertistica ad Agrigento, organizzata dall'imprenditore agrigentino Enzo Bellavia. Concerto inaugurale, quello dei Modà ad Agrigento, che si è svolto sabato presso il Teatro della Valle, dove si è addirittura doppiata l'esibizione prevista per un'altra data, il 6 giugno prossimo, segno che il territorio ha ben accolto l'iniziativa. I Modà hanno proposto un concerto rock pop sinfonico che ha spaziato dalle sonorità dell'orchestra a quella di una poderosa band rock. Questo speciale tour con l'orchestra, che la band ha provato per la prima volta proprio all'Arena di Verona nel 2012 e che ha voluto portare in giro live per l'Italia in occasione di questo importante anno di festeggiamenti, partito dopo la partecipazione della band all'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove Checco Silvestre ha presentato al pubblico il singolo inedito Lasciami, una canzone molto importante per Silvestre e che ha dato grande soddisfazione alla band, che per l'occasione ha festeggiato i suoi 20 anni di storia dal 2003 al 2023 con molti traguardi raggiunti. Ma il pezzo forte ad Agrigento avverrà il prossimo 27 luglio con la presenza Zucchero Fornaciari, reduce dal grande successo alle Terme di Caracalla di Roma per la prima data italiana del 2023 del World Wild Tour. Zucchero Fornaciari annuncia il concerto il 27 luglio al Teatro della Valle dei Templi. Si arricchisce così la programmazione della 17ª edizione del Festival in Mito, che riapre le porte di una delle location più suggestive della Sicilia. Il concerto è organizzato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi. I biglietti saranno disponibili già sulla piattaforma Punto a Capo. Ad accompagnarlo sul palco il coro gospel Sherita Duran, Gospel Choir e una super band internazionale composta da artisti di grandissimo livello locale e internazionale. Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui ben 8 milioni con l'album Oro, Incenso e Birra. Poi arriverà in suggestive location in luoghi magici, unici e magnetici. 4-5 luglio in Piazza Unità d'Italia Trieste, 24-25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, il 28, 29 e 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa e adesso anche una nuova data, il 27 luglio alla Valle dei Templi di Agrigento. Quanto influiscono i luoghi in un concerto? Secondo me tanto, cioè sono una componente importante, il fatto di essere in un luogo che già di per sé è armonioso, è stato comunque costruito, molti di loro sono stati costruiti per la musica anche. Secondo me si sposa bene con la musica. Facilita le emozioni, ad amplificare le emozioni, questo sicuramente. Altro appuntamento inserito nel cartellone è lo show di Enrico Brignano. Dopo i 2 sold out del 9 e 10 maggio al Metropolitan di Catania, Enrico Brignano tornerà in Sicilia e sarà al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento il prossimo 7 settembre.